La situazione è una situazione esplosiva, manca personale, gli organici sono ridotti all'osso, il caro energia e l'inflazione si sta facendo sentire anche sui conti, quindi abbiamo bilanci pesantemente in rosso e senza un intervento di Regione Veneto e dello Stato non crediamo che le strutture possano andare avanti ancora per molto. Le voci dei lavoratori e delle lavoratrici delle IPAB del Veneto in presidio a Venezia a pochi passi dalla sede della giunta regionale. Le richieste dei sindacati sono state portate a Palazzo Balbi a partire dalla trasformazione delle IPAB in aziende di servizi pubblici alla persona, evitando privatizzazioni. I soldi sono pochi, per cui ci sono molte case di riposo che hanno buchi enormi. A Rovigo, ad esempio, è un caso emblematico e classico. Alcune case di riposo non riusciranno probabilmente nemmeno a pagare il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Il personale comunque è poco, quel poco che c'è fugge appena ci sono concorsi pubblici per andare in sanità, vanno in sanità, dove il lavoro è pesante lo stesso ma leggermente meno pesante, e in più sono pagati 2, 3, 400 euro in più al mese, per cui ognuno certamente cerca di migliorare la sua posizione. La nostra proposta è di entrare in un sistema organico con la sanità pubblica per riconoscere le professionalità, ma soprattutto, parliamoci chiaro, per tenere le rette calmierate, perché un discorso di sanità pubblica implica una maniera di finanziamento di queste strutture diversificato, non più basato sulle rette, ma sugli aiuti effettivi regionali.